Amen. Apriamo la Bibbia. Amen. Leggeremo il libro di Giobbe. E vedete che poi tutto quello che è stato detto fin qui, senza che ci siamo messi d'accordo, avrà un senso con quello che leggeremo. Perché il Signore vuole parlarci e noi vogliamo ascoltare. Dobbiamo dire: parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Giobbe capitolo 23. Leggeremo tutto il capitolo 23, non è lungo, sono 17 versi. A Dio sia la gloria. Amen. Allora Giobbe rispose e disse: anche oggi il mio lamento è una rivolta, per quanto io cerchi di contenere il mio gemito. Oh, sapessi dove trovarlo, potessi arrivare fino al suo trono, esporrei la mia causa davanti a lui, riempirei di argomenti la mia bocca, saprei quello che mi risponderebbe e capirei quello che avrebbe da dirmi. Contenderebbe egli con me con la sua grande potenza? No, invece mi presterebbe attenzione. Là troverebbe un uomo retto a discutere con lui e sarei assolto per sempre dal mio giudice. Ma ecco, se vado a oriente egli non c'è, se a occidente non lo trovo, se a settentrione, quando vi opera, io non lo vedo. Egli si nasconde nel meridione, io non lo scorgo, ma la via che io percorro egli la conosce. Se mi mettessi alla prova ne uscirei come loro. Il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme, mi sono tenuto sulla via senza deviare. Non mi sono scostato dai comandamenti delle sue labbra, ho custodito nel mio cuore le parole della sua bocca. Ma la sua decisione è una. Chi lo farà cambiare? Quello che egli desidera lo fa. Egli eseguirà quello che di me ha decretato, e di cose come queste ne ha molte in mente. Perciò davanti a lui io sono atterrito. Quando ci penso, ho paura di lui. Il Dio mi ha tolto il coraggio, l'Onnipotente mi ha spaventato, questo mi annienta. Non le tenebre, non la fitta oscurità che mi ricopre. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodate. Alleluia. Quello di Giobbe è un libro, il più vecchio della Bibbia, che inevitabilmente ci parla di sofferenza. Una sofferenza che tocca ad un uomo definito dalla parola stessa, un uomo integro, un uomo che aveva timore di Dio, aveva una bella vita, prosperava, serviva il Signore, era di esempio nella sua famiglia, nella tribù dove era costituito. A un certo punto, leggendolo si riassumo, il primo capitolo, no? Satana compare davanti a Dio. Dio si compiace del suo figliuolo Giobbe, visto il mio servo Giobbe come mi serve. E il nemico, che è l'accusatore dei figli di Dio, fa il suo lavoro. Ti serve perché tu gli hai dato questo, gli hai dato quest'altro, sta prosperando, una bella famiglia, togli tutto. Togli tutto, guarda come ti rinnegherà. Il Signore permette, gli dà il permesso, ma gli pone un limite. Togli tutto, ma la sua anima non gliela devi mai toccare. Amen. Così è successo. Quest'uomo Giobbe perde tutto, tutte le sue ricchezze, tutta la sua famiglia. E in questo capitolo 23, ci fa comprendere come quest'uomo avesse un'opinione di sé molto alta. E soprattutto non riesce a trovare la presenza di Dio nella sua vita. Guardate che è qualcosa che può accadere anche a noi.
non sentire più la presenza di Dio. Ne ho conosciuti di tanti, persino battezzati nello Spirito Santo, che mi hanno detto: fratello, non riesco più a parlare lingue. Oppure, fratello, è da tanto che, fratello, veramente non sento più la presenza di Dio come la sentivo una volta. È grave. Ma questo dipende da una nostra convinzione, che siamo migliori. E quando ci sentiamo bravi, buoni, immeritevoli di ogni prova, di ogni difficoltà, noi non meritiamo nessuna difficoltà nella vita, inconsapevolmente ci stiamo avviando verso il non sentire più la presenza di Dio. E questo è qualcosa di disastroso. Possiamo perdere tutto, fratelli e sorelle, ma non la presenza di Dio. Amen. Che ne dite? Siete d'accordo? Amen. Possiamo perdere tutto, ogni cosa, ma non la presenza di Dio, non la posso perdere. Non voglio perdere la presenza di Dio. Quando chiudo gli occhi e prego, voglio sentire la presenza di Dio nella mia vita. Amen. Alleluia. Non posso presentarmi davanti a Dio e dire: ma dove posso trovarlo? Così come Giobbe nel suo lamento: oh, sapessi dove trovarlo. Dove si può trovare Dio? Dio lo trovi nel tuo cuore. Guarda, c'è, cercalo e c'è. Potessi arrivare fino al suo trono, non sai arrivare al trono di Dio. Hai smarrito la strada che porta al trono della grazia di Dio. Sappi che c'è una via che si chiama Gesù. Amen. Gesù dice: io sono la via, la vita e la verità. Amen. È la via che conduce a Dio. Come arrivare al trono di Dio? Per mezzo di Gesù. Alleluia. Se lo trovassi, esporrei la mia causa davanti a Lui, lo riempirei di argomenti. Ah, quante cose avrò da dire. Bene, le cose che hai da dire non toccheranno mai il cuore di Dio. Tutte le cose che avrai da dire, le tue giustificazioni, le tue perfezioni e il tuo presentarti buono e retto davanti a Lui non ti farà mai sentire la presenza di Dio. Quello che fa sentire la presenza di Dio è un cuore distrutto, aperto, umiliato. Amen. 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 Alleluia. Io esporrei la mia causa. Quanti argomenti, quanti, no? Sono le molte parole. Dice anche Gesù: i farisei pregano stando in piedi nelle piazze. Chissà quanto dura la loro preghiera, non lo so. Però sono sepolcri imbiancati, dice Gesù, vero? Sono morti non viventi, ma morti spiritualmente parlando. Il loro cuore è chiuso alla ricerca di Dio. Si presentano davanti agli altri come uomini giusti. Nessun uomo è giusto. L'unico giusto lo ha dato Gesù, l'ha dato il Padre nel suo figlio Gesù, l'unico giusto. Alleluia. Ma non c'è un uomo giusto. Addirittura all'ardire di dire: io contenderei con lui. Lui mi darebbe attenzione e troverebbe in me un uomo retto a discutere con lui. Signore, abbi pietà di me. Alleluia. Fate una ricerca. Tutti i salmi che ha scritto Davide c'è sempre una frase, almeno una: abbi pietà di me. E voglio dire: abbi pietà di me. Guardate che la prova può avvenire. La malattia può colpirci, all'improvviso un fulmine al sereno può accadere, e allora
Cosa diremmo noi? Signore, ma dove sei? O diremmo invece, Signore, abbi pietà di me. Amen. Io non sono in grado, Signore, ma abbi pietà di me. Tienimi nelle tue mani, Signore. Io ti dico una cosa, tu sentirai la presenza di Dio. Non sentirai un Dio lontano e disinteressato, no, ma un Dio che è vicino a te e ti dice: ci sono io, appoggiati a me, venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, io vi darò riposo. Non portare da solo il tuo carico, dallo a me. Alleluia. Gloria al Signore. Lo cerca Giobbe. Se vado a oriente egli non c'è, se vado a occidente non c'è, non lo trovo. A settentrione non c'è, si nasconde nel meridione, non lo vedo. Devi fare strada per cercare il Signore. Devi fare un semplice movimento. Chiudi gli occhi, apri il tuo cuore, piangi davanti a Dio. Devi fare strada. Un movimento devi fare. Piegare le ginocchia. E insieme a piegare le ginocchia piega il tuo cuore. Amen. E troverai il Signore. Perché il Signore non si nasconde. Voi mi cercherete e mi troverete. Perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Prima non lo facevate, ma verrà il momento che voi lo farete. Quando il Signore permette la deportazione, ricordate? Oh Signore, grazie per le prove. Grazie per tutto ciò che tu permetti. Evidentemente Dio sapeva che Giobbe aveva bisogno ancora di capire e di crescere. Per questo permette che il diavolo faccia quello che può fare nella vita di Giobbe. Toglie tutto. Ma questo libro va anche letto tutto per comprenderlo. Oltre al capitolo 23, grazie a Dio, c'è anche la conclusione, il capitolo 42, no? Che è molto bello questo capitolo. Finalmente Giobbe comprende che deve arrendersi. Alleluia. Capitolo 42. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: io riconosco che tu puoi tutto, ma prima non lo diceva. Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. È un atteggiamento diverso rispetto a quello che leggo nel capitolo 23. C'è un cambiamento interiore. Oh Signore, fammi cambiare. Amen. Fammi cambiare. Anche se il cambiamento è duro, fammi cambiare, Signore. Io voglio cambiare. Alleluia. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose, io non le conosco. Ti prego, ascoltami. Ti prego, ascoltami. Non ho tante cose da dire, io riempio la mia bocca di discorso. No, adesso l'atteggiamento è: ti prego, ascoltami. Io parlerò, io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha visto. Che bello. Sì, il mio orecchio aveva sentito parlare di te, io andavo avanti con quell'orecchio, quelle cose che il mio orecchio aveva sentito di te, ma ora, grazie a questa esperienza che ho perso tutto, io ho visto chi sei. Amen. Amen. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz di Teman, erano degli amici che invece di incoraggiare Giobbe,
incominciarono a dirgli, ma vedi se magari non eri così integro, no? E meriti quello che ti è successo. Ma che consolazione, no? Invece di consolare alcuni amici, affossano. E questi cosiddetti amici hanno fatto questo con Giobbe. E Dio interviene. Invece di incoraggiare Giobbe, lo avete... La mia ira è accesa contro di te, Elifaz, e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me secondo la verità che ha fatto il mio servo Giobbe. Ora dunque prendete 7 tori e 7 montoni e venite a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi. Mi piace quando parla di Giobbe, il mio servo Giobbe. Alleluia, Gesù. In quelle espressioni, il mio servo Giobbe, c'è la vittoria di Giobbe. Alleluia. Alleluia. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e avrò riguardo a lui per non punire la vostra follia, perché non avete parlato di me secondo verità. Invece di dire, dai, Dio è amore, Dio ti aiuterà, Dio farà in modo, no, tu hai sbagliato, tu meriti quello che ti è successo. No, fratelli, noi non abbiamo bisogno di queste cose, di accusatori, già ce ne abbiamo uno accusatore, o no? E uno lo sa fare bene il suo lavoro di accusatore. Noi vogliamo imparare a incoraggiare le persone. Amen. E a parlare secondo l'amore di Dio. Alleluia. L'Eterno ebbe riguardo a Giobbe. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che gli era già appartenuto. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che l'Eterno gli aveva fatto cadere addosso, e ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. L'Eterno benedisse gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, ed egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asini. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie, e chiamò la prima Colomba, la seconda Cassia, la terza Collustibia. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe. E il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe dopo questo visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli fino alla 4ª generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Vedete come finisce la storia di Giobbe? Era iniziata male, poi ha un percorso di confusione, di smarrimento, comprensibile, ma in tutto ciò, leggete tutto dal primo capitolo se avete tempo, Dio non lo lascia mai da solo. C'è un capitolo che poi gli dice, adesso hai parlato tu, parlo io. Tu non riesci a capire, ma dove eri tu quando io ho creato il cielo? Ho chiesto consiglio a te. O dove eri tu quando io ho creato il mare? Ho chiesto le misure, quanto doveva essere l'acqua. Dimmi. Giobbe ha capito che Dio è Dio. Amen. Dio è il sovrano, è il creatore. E ha capito che ha dovuto ravvedersi. Gloria a Dio. Possiamo perdere tutto, ma non la presenza del Signore. Amen. E voglio incoraggiarti questa mattina, ancora leggendo qualche verso, in Romani capitolo 8, dal verso 35, delle parole stupende che l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Roma, ai Romani, dando un meraviglioso incoraggiamento. Romani capitolo 8, dal verso 35, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello, anzi, in tutte queste cose noi siamo più che
vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Amen. Alleluia, che lezione per me. Alleluia, che bella lezione. Marco, non dubitare quando sei provato. Io continuo ad amarti, dice il Signore. Non dubitare, non confonderti. Se preso dalle problematiche della vita, mi cerchi e sembra che non mi trovi, io sono lì con te. Amen. Lo dice a me, lo dice a te questa mattina. Amen. Possiamo perdere tutto, ma non la presenza di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo pregare insieme il Signore. Alleluia.